Il mio timore è che rispetto a quando i giovani si iscrivevano a un partito come il Partito Democratico, oggi siamo diventati noi conservatori, cioè il dato è che per come siamo stati percepiti alla cittadinanza è che la conservazione è data al Partito Democratico. A rompere il silenzio di Felice Cassone e la reticenza dei dirigenti veneziani del PD in seguito alla sconfitta elettorale ci pensa il giovane militante Matteo Montagnier, che invita chi ha guidato il partito finora a fare un passo indietro. Chi, ha avuto l'occasione di mettersi in gioco in questa tornata deve anche avere il coraggio, e di coraggio vorrei parlare, di farsi da parte, cioè di assumersi la responsabilità di aver provato, e non è un processo alle persone, ma semplicemente l'attestazione che quel sistema ormai è fallito e che va cambiato. Per il PD veneziano, sostiene Montagnier, questa sconfitta deve segnare il momento per quel cambio di passo che i cittadini ci stanno evidentemente chiedendo. Non possiamo dire che i cittadini non ci capiscono, e invece dobbiamo cogliere quello che è successo a Venezia come un segnale importante, un segnale di rinnovamento dove gli usati sicuri non funzionano più e bisogna quindi dare spazio probabilmente a una nuova generazione. Il vero dato politico di queste elezioni, analizza il vice segretario regionale dei Giovani Democratici, è una grande vittoria del civismo, cioè di tutto quello che sta fuori da partiti sempre più autoreferenziali e incapaci di elaborare la realtà. Per avviare un nuovo ciclo è necessario dare spazio a nuove figure e a nuovi dirigenti. Immaginare di mantenere gli equilibri così come sono e che questo partito continui su questa linea inerziale senza davvero immaginare un momento dove c'è uno stop and go, dove si cambiano davvero le cose, non è pensabile.